Ben ritornati con noi cari telespettatori, un altro capitolo in collaborazione di Confcommercio del Veneto, vedete alle mie spalle il logo, un altro capitolo per conoscere lo chef che abbiamo già conosciuto, che ci ha presentato una ricetta squisita, ma vederlo, conoscerlo a tutto tondo come persona, come imprenditore, come professionista, e per parlare di temi di attualità, naturalmente sempre supportati da Edison Mariva, che è della Confcommercio del Veneto, consigliere delegato. Grazie di essere qui con Ben noi. ritrovate e ritrovati. Che ha portato con sé Elena Bordin, presidente gruppo giovani di Confcommercio Venezia. Buonasera. Grazie anche a lei di essere qui con noi. E poi naturalmente abbiamo Walter Lucca, titolare del ristorante Luna Nuova, chef, che ci ha fatto godere della sua preparazione no gastronomica. Erano le seppie al nero con la polenta, con una polenta squisita che i nostri telespettatori non possono aver assaggiato, ma che era una cosa deliziosa. Allora, prima di vedere anche la ricetta della settimana, Edison Mariva, vediamo un po' di parlare di attualità. Tema di attualità, a parte le tasse, i problemi, è anche il fattore dell'insicurezza, un'insicurezza sociale diffusa dovuta a un aumentare esponenziale della delinquenza, che non colpisce solo i privati cittadini nelle loro abitazioni in modo indiscriminato. Adesso qualcuno comincia a reagire, a alzare la testa, per cui abbiamo qualche reazione tipo Far West, ma a un certo punto a tirarsela succede. Ma anche, poveretti, chi opera nel proprio luogo di lavoro, quindi ristoratori, pubblici esercizi, commercianti e quant'altro. Purtroppo i due ospiti presenti sono anche state vittime di questi eventi, quindi ci racconteranno. Non è che li abbiamo cercati con il lanternino, ma calcolo le probabilità. Quindi... Ma questo è, abbiamo invitato due giovani, non sapevamo, di Elena sì, perché Elena si è sfogata sui giornali la scorsa settimana, ma non sapevamo che foste entrambi stati colpiti da interventi di questo tipo. In realtà le case di solito hanno le porte chiuse, i negozi, i ristoranti, i tabaccai, i benzinai hanno le porte aperte, quindi purtroppo è più facile entrare. Poi in casa i soldi ci possono essere oppure no, nei locali qualcosa c'è sempre e quindi ecco che sono più attrattori purtroppo. Il nostro paese, non solo il Veneto, risente un po' tutto il paese di questa situazione di insicurezza, ma facciamo anche un esempio così, forse banale, no? Calcistico. Sono successe grandi disordini a ridosso della partita Roma-Feyenoord nella capitale italiana, perché un gruppo anche consistente di tifosi, sicuramente incivili, sciamava per le vie del centro e ha fatto di tutto. Forse i danni non sono quelli stimati dal sindaco Marino, ma sicuramente qualche guaio l'hanno fatto, ma soprattutto sono rimasti impuniti, liberi di muoversi. Ecco, noi abbiamo nel nostro paese, nonostante brave forze pubbliche, a cui va dato il plauso, un impianto normativo che ci consente di concepire la libertà, ma non tanto nel rispetto delle regole, perché ricordo che ero ragazzino a scuola, il professore mi disse: ma tu, Sommariva, ti senti più libero con le regole o senza regole? E sicuramente mi sento più libero con le regole, perché la mia libertà deve essere condizionata anche al rispetto della libertà altrui. Dunque, nella partita di ritorno in Olanda mi è rimasto impresso il fatto che la polizia ha arrestato un tifoso romanista che era andato a vedere la partita, non perché avesse fatto chissà che, perché era uscito da un recinto ideale in cui li avevano confinati. Ma dico io, non li potevano confinare anche a Roma? Li mettevano fuori centro storico, li recintavano in qualche modo e li potevano fare quello che volevano. Ma evidentemente c'è un impianto normativo che non consente, non dà certezza della pena. Non li possono mettere dentro perché c'è una norma che privilegia la loro libertà e fino a che non si prova, insomma, questo paese non funziona. Bisogna che il governatore Zaia, devo dire che anche sul sistema degli immigrati, cosa che abbiamo sempre parlato, gente che non ha sicurezza di posto di lavoro, che non ha la sicurezza di inserirsi, insomma, è gente debole, esposta a ogni reazione possibile. Ora io non so che cosa sia successo in dettaglio adesso ai due nostri amici, le loro storie, però sì. Sicuramente è un clima di certezza, non c'è solo una malavita che entra in tutti i gangli della società, no, c'è la sicurezza personale. E un paese che non è sicuro è un paese che non è appetibile dagli investimenti di cui abbiamo tanto bisogno,
Ma non è ma anche dal attrattivo, turismo. anche dal turismo non Noi è siamo la prima attrattivo. regione d'Italia e se non siamo sicuri in Veneto ci rimette tutta l'Italia perché perdiamo turisti, non vengono a Ma trovarci. infatti esistono paesi dove nelle guide tu vedi il paese fortemente insicuro, che poi in realtà non è così insicuro come l'Italia, perché sono andati in paesi molto insicuri, ma rispetto all'Italia, tranquilli che non era questa la Sì. situazione, che però hai paura di andare. Eh. E lo stesso rischiamo di diventare perché poi le notizie circolano. Allora, andiamo subito però sui casi specifici, Eh. quindi chiediamo la sua esperienza e quindi ci racconta chi è come professionista e poi l'esperienza che non sapevamo anche di Walter Lucca che c'è stata, quindi nessuno ne è esule. Va Prego. bene. Io gestisco con la mia famiglia, sono la terza generazione, un ristorante albergo a Pianiga, zona Riviera del Brenta, e abbiamo all'interno anche la tabaccheria, che è quella che viene considerata il bersaglio principale in questi casi, nel senso che non si tenta il furto per rubare generi di prima necessità, assolutamente. L'allarme è su beni che poi vengono rivenduti ed è questo a mio avviso anche un segno forte di disagio sociale, in quanto non si punta al bene di consumo, assolutamente, e quindi non solo un disagio legato alla sicurezza ma anche alla legalità che manca in questo frangente. Dopodiché per quanto riguarda me, è quindi un'attività di ristorazione e hotel che soffre perché l'ospite dell'albergo, nonostante non si accorga di niente, perché fortunatamente, a parte un caso, sono sempre stati episodi notturni. Ah, perché c'è stato più di uno. Sì, sì. Quanti sono stati? Sono stati 7 negli ultimi 2 anni tra furti e tentati furti, quindi suona l'allarme, si crea una situazione di panico, sì, sì, perché si teme proprio anche per la propria sicurezza. Beh, certo. E ci si trova a decidere se barricarsi dentro, rendendo però una struttura ricettiva poco appetibile dal punto di vista estetico, perché insomma nessuno vuole andare in vacanza in prigione, ma il volersi difendere sicuramente è più forte. Certo, infatti la reazione, insomma, riuscire a reagire anche perché c'è rabbia che subentra, ci sono sentimenti che entrano in Sì, gioco. dopo lo e tutto. sconforto iniziale nel momento immediato, dove ti chiedi se valga la pena continuare, perché a questo punto già è difficile lavorare nel nostro paese oggi, è difficile dar lavoro ai nostri dipendenti, rimetterci anche della propria incolumità fisica, insomma. Penso sia troppo. Assolutamente. Ecco, è ancora più grave dirlo se è un giovane, perché Sì. finché la persona anziana dice ma ne ha passate tante, sono avuto un livello di tolleranza, Sì. sono a volte più... Invece, se lo dica una persona giovane, una donna, è emblematico. Sì, è emblematico. Cosa avete, no, prima di passare la parola, cosa avete fatto e che risposta avete avuto dalle forze dell'ordine? Perché avete alzato anche la voce, insomma. Beh, sì, sì, perché non si può più stare ad aspettare, a vedere, a guardare cosa succede, sappiamo che non succede niente. Di fatto il nostro sfogo è stato uno sfogo rivolto alle istituzioni, quindi ringraziando le forze dell'ordine per essere stati presenti in maniera tempestiva. Si trovano però con i pochi strumenti che hanno a disposizione a poter fare poco anche loro. Di conseguenza... Quindi le persone sono rimaste impunite anche sostanzialmente, Sì. Cioè proprio tranquillamente sono in giro. Sì, sì. E questo aumenta la paura perché sai che potrebbero tornare, sai che potrebbero aspettarti e fa un certo che, insomma. E quindi anche la denuncia ti pone in una situazione di maggiore esposizione tale che ti chiedi e ti poni delle domande. Farlo da giovane, allora il giovane secondo me è già più abituato rispetto alla generazione passata a questo tipo di eventi, ma non si è mai preparati. Assolutamente. Ecco, il fatto di che stiano incrementando sempre più le persone che si armano all'interno delle abitazioni, all'interno dei negozi, ancora di più, parliamo di oreficerie, ma tabaccherie e quant'altro, per reagire perché sono proprio esasperati. E poi hanno giustamente paura, poi quando si vede che una persona viene colpita è corretto che uno non resti indifferente, cioè l'indifferenza secondo me è il peggio del reato, perché vuol dire proprio essere complici e non dare una mano a chi ha un problema, però reagire può comportare dei problemi. Voi come la vedete?
Allora, in un paese civile non si dovrebbe essere a favore di questo, però se pensi che potrebbero uccidere un tuo caro e devi scegliere tra passare dei guai a livello legale personale piuttosto che averlo al tuo fianco, Ci pensi? no, saprei già. Saprei già, Saprei già pensi nel senso. assolutamente. Mi sembra ovvia la risposta. Sì. Walter Lucca, che vicenda hai vissuto? Meglio un bel processo che un brutto funerale. Un bel brutto fumo, infatti. Purtroppo. È un dato di fatto. E niente, io sono Walter Lucca, gestisco anch'io, mi sento molto vicino a un locale che era dei miei genitori, sono anch'io la terza generazione, circa 15 anni che Dove è collocato? a San Donà di Piave, In Luna Nuova. proprio in Luna Nuova, e il centro è una pizzeria con un ristorante tabacchi, e anch'io molti anni fa purtroppo sono stato vittima di rapina. E io proprio in prima persona una mattina alle 9 andavo a prendere i tabacchi, i valori, e sono stato aggredito, sono stato buttato per terra. Addirittura proprio subito violenza. Sì. Però ho reagito, ho sfondato il vetro della macchina perché erano saliti in macchina per portarmela via. Ah, quindi proprio c'è stata la reazione. C'è stata una colluttazione, io ho reagito, ho spaccato il vetro, ho iniziato a picchiare il guidatore che non ha più pallida idea di che fine aveva fatto. La macchina ha continuato a camminare, siamo usciti in strada, il suo complice ha cercato di investirmi e dopo io sono caduto e sono scappati tutti e due. La cosa tutto sommato è andata bene, ho ritrovato la macchina anche con tutta la rifurtiva e come dicevate per prima è giusto reagire nel momento, si reagisce d'impulso, però le conseguenze le vedi dopo. Col senno di poi un anno dopo un'altra persona ha reagito come me, Musile, è stata uccisa. Non è sempre facile e andiamo incontro purtroppo a delle reazioni anche più alte di quello che possiamo aspettarci. E quindi anche nel nostro lavoro ti entra un cliente o comunque malintenzionato, uno reagire in un momento e capire cosa perde, cosa ha da guadagnare non è sempre facile. Certo che non ci sono corsi di allenamento a saper capire che cosa in quel momento devi fare, ci sono dei sentimenti che bisognerebbe evitare che questo succedesse. Io ho reagito, sono contento di aver reagito, reagirei sicuramente un'altra volta, però un po' più di sangue freddo ci vuole perché il rischio purtroppo è ben alto. E vediamo anche gli ultimi avvenimenti del benzinaio o cosa. Nanto, quello di Nanto, giusto, il benzinaio di Nanto. Però ha salvato la vita a una persona. Sì. Cioè, però non si dice mai, si continua adesso è a accusato vedere di quello. omicidio colposo. Sì, è verissimo, non si parla mai di cosa ha salvato. È sotto scorta. Sì, infatti è una cosa vergognosa questa, non si dice che ha salvato una persona, si continua a ripetere che c'è una cosa spaventosa, cioè, ci sarebbe stata una vittima di cui si faceva un bel funerale in uno Stato che dovrebbe essere uno Stato che tutela i cittadini onesti, vabbè. Non importa, forse questo non è lo Stato di cui stiamo parlando. Sì, cosa dice Sommarino? Dico questo, che non è sicuramente un caso che dagli anni della crisi, 7-8 anni fa, l'insicurezza sia aumentata. Evidentemente c'è un maggior numero di persone che ha dei bisogni che 7-8 anni fa non aveva. Quindi la disoccupazione, l'immigrazione senza lavoro, sono tutte, diciamo, situazioni che non fanno che accrescere questa ricerca spasmodica di denaro raccolto, diciamo, con estrema facilità e magari anche a rischio personale, perché il rischio è personale sia per il derubando che per colui che deruba, perché non si sa mai come vada a finire. E allora noi abbiamo bisogno di uno Stato diverso, di uno Stato che non solo attraverso le forze dell'ordine, ma con le sue regole sia più vicino a chi rischia di essere vittima. E se per esempio dotassimo anche tutti i negozi d'Italia, tutti i tabacchini d'Italia delle videocamere, cosa che peraltro a Venezia insomma ci sono anche fatte, e individuassimo veramente i rapinatori, poi li dobbiamo colpire. No, ma infatti io non capisco, cioè, devo ancora comprendere la videocamera, è qualcosa che va oltre ed è questo, perché poi questi non stanno cosa neanche... serve anche riconoscerlo? Cioè, è lui, ciao. Bisogna che la giustizia funzioni, bisogna che facciano i processi anche sommari di corsa, cioè che siano delle sanzioni misurabili. Allora
sulla fiducia subentra e probabilmente si disincentiva. E poi bisogna che riparta l'economia, perché se il numero di disoccupati continua ad aumentare, adesso i primi segnali dei primi mesi sembrano essere, diciamo, meno pessimistici che l'anno scorso, dovrebbe funzionare. Però ecco, Confcommercio cosa fa, per esempio? Confcommercio a Vicenza si è mossa per il Nanto e per il gioielliere, credo Refici, insomma la commessa dell'oreficeria, e ha fatto una raccolta solidale di fondi. Sì, va bene, queste le facciamo non solo a Vicenza, le facciamo in giro per l'Italia. Però se non muove lo Stato, se non si cambiano queste benedette regole, il problema non viene risolto e avremo sempre una situazione peggiore. E quindi noi possiamo fare solidarietà nei confronti delle vittime di questi incidenti e continuare a agire. Infatti Ecco, chiederemo con forza un intervento del governatore Zaia nei confronti dello Stato, perché acceleri un processo e tuteli questa regione, che è la prima regione turistica d'Italia e che deve dare un senso di sicurezza migliore e maggiore di quello che possono dare altre regioni. Volevo chiedere, ad esempio c'è stato un quartiere Santa Bona di Treviso, notizia di questi giorni, dove sono autotassati i cittadini per prendere delle guardie private. Lo stesso stava pensando a livello non so se di Confesercenti o di Confcommercio, le chiedo, per quanto riguarda i negozi pubblici esercizi di determinate zone più a rischio. Secondo no, la butto là, secondo lei ha un senso? È oppure... un granello, diciamo. Le guardie private le hanno anche le Oppure banche, perché non rapinano più le Conservizi. banche. E quindi poi cosa prendiamo? Il vigilante, insomma, mettiamo l'esercito di tutte le strade? Andranno dove non ci sono questi. E non è detto. No, sono purtroppo palliativi. No, perché siccome l'intervento strutturale non ci sarà sarà mai, perché no, prendiamo... certezza delle pene. Bisogna introdurre la certezza delle pene nel nostro Paese. Chi viene colto in flagrante, e qualche volta vengono colti, deve scontare la pena, con massimo rispetto della persona, ma cercando di recuperarlo, ma senza pietà, senza tenerezze. Cosa dice Walter? Penso che sia la parte finale, ma non l'ultima, ma la principale. Lei come la vedrebbe? La consapevolezza di non avere la certezza di pena che dà adito, dà forza a compiere qualsiasi delitto, qualsiasi cosa. Perché tanto purtroppo anche sui giornali più volte abbiamo sentito che si vantano che in Italia possono fare quello che vogliono. Questo cancella tutte le altre buone prospettive che possiamo avere prima. E poi lei ha fatto un accenno alla legalità. Ha ragione, perché sapere per esempio che nel nostro Paese lo Stato e i governi regionali fanno le regole che regolamentano i mercati, e poi registrare che né lo Stato né i governi regionali fanno qualche cosa di importante per incentivare il rispetto delle regole, questo disarma, perché allora non rispetti le regole civili, che sono queste, e non rispetti neanche le regole di mercato. Un mercato senza regole è un mercato, è un far west, fa paura a tutti, è ingovernabile. No, quindi legalità e sicurezza sono... il nostro Presidente Sangalli su questo è molto, molto accanito, abbiamo fatto la giornata della legalità e della sicurezza. Sì, facciamo un'animazione, come facciamo anche la marcia su Roma, ma poi cosa cambia? Esatto. Ci vuole la reazione. Cosa dice? Serve sicuramente maggiore concretezza, sono d'accordo con lei. Io penso che non voglio in uno Stato come il nostro sentir parlare di svuotacarceri o cose di questo tipo. Non è un problema nostro, di noi commercianti intendo, noi imprenditori. Noi credo che diamo sicurezza, perché fornendo i nostri locali, le nostre attività di sistemi di sicurezza, videosorveglianza, tutto quello che vuole, diamo sicurezza anche al cittadino, e sono tutte cose che noi paghiamo a nostre spese, perché io da quando noi nella nostra azienda, da quando abbiamo subito tutti questi furti, lasciamo tutte le luci accese di notte. Ed è una spesa nostra. Metti le inferriate, aumenti i dispositivi di sicurezza, fai tutti i collegamenti del mondo, ed è tutto a spese nostre. Ed ogni volta reinvesti non è che c'è in uno nuove sgravio azioni. fiscale? Assolutamente no. Quindi, e questo serve anche poi per i cittadini, perché illumini di più la strada. Per assurdo dai un servizio che paghi. Assolutamente. Okay? E questa è una cosa fondamentale. Dopodiché
Sì, è vero, sicuramente la certezza della pena in Italia è un problema gravissimo che non deve esistere, perché nel momento in cui un delinquente viene preso deve rimanere là. E non devo addirittura mantenerlo e pensare alla sua sicurezza più che alla nostra quasi, perché hanno solo diritti a quel punto. E quindi il lavoratore e il datore di lavoro è meno tutelato del delinquente a un certo punto ed è gravissimo. Allora, chiaro, tra l'altro cioè, è bello che ci siano queste voci che vengono da esperienze diverse, insomma, perché tante volte magari è l'imprenditore che ha un certo tipo di esperienza che dice queste cose qui, che ha una certa età, e invece voi siete giovani, più o meno su che età stiamo? Senza dire... 33. Quindi giovane e... 44 quasi. Dimostra di meno, comunque sempre giovane. Allora andiamo in pubblicità pochi secondi, poi ritorniamo che arriva il capitolo dedicato anche alla ricetta.